Io. Vai, partiamo con 85. Il Cume parte con 85. Come avete consigliato voi. Gel energetico e andiamo. Gel energeticus e andiamo. Vai Cume. Vai Comandone. 10 kilometers. 10 kilometers. Vediamo se riesco a prenderli. Vediamo se riesco a prenderli. Dai, prendiamoli. Dai, prendiamoli. Vai Cume, tirala. Vai Cume, tirala. Stanno tirando anche loro purtroppo. Stanno tirando anche loro. Devo avanzare. Devo scattare. Devo scattare qua in discesa perché se no non li becco più. Se no non li becco più perché c'è il primo che comunque ha 40 secondi di vantaggio anche più. Ha parecchi secondi di vantaggio. Siamo partiti forse un po' tardi. Siamo partiti un po' tardi. Avanziamo un po' perché sennò non riusciamo a prenderli. Non li prendiamo comunque. Se ne stanno andando in due, se ne stanno andando così. In due se ne stanno andando così purtroppo. Niente, è andata. È andata purtroppo, signori. Sono partito troppo tardi. Vaffanculo, va. Vaffanculo, puoi buttare via una buona gara perché avevamo anche un più 3, cazzo, di giornata. Vabbè ragazzi, questo ciclismo si vince e si perde. Comunque davanti c'erano secondo me c'è la gente 75-76 di parametro, cosa posso fare? Ma arrivo quarto, fuori dal podio, peccato. Fuori dal podio, peccato, muoviti per la porta. Muoviti per la porta. Vince Simon Yates. Ah no, addirittura, mamma mia, addirittura, mamma che roba. Non me l'aspettavo proprio, addirittura crollo e esco dei primi 10. Sì, è andata male, sì. È andata male. Ragazzi, scusate, prima se la voce era diversa, adesso semplicemente c'era la webcam, quindi mi andava a prendere l'audio della webcam, adesso sono sistemato, siamo di nuovo ho staccato la web. Fiori, dopo la delusione del Matteotti, quindicesimo, che mi ha portato a crescere un po' a collina 69 68, sono cresciuto in recupero che ho 70, accelerazione 62, qualcosa l'ho migliorata. Adesso per Matteotti sono 188 km, sempre così. Anche qua, Fiori, speriamo non sono in gran forma però, non sono in gran forma perché sarà il prossimo mese quello, secondo me, delle gare per il Cume. Speriamo bene e niente, ho fallito il Matteotti, mi piacerebbe andare almeno alla top 5 qua, però ripeto, la forma c'è ma manca proprio il ritmo, cioè proprio un calendario di merda mi hanno dato, adesso però che sono salito di livello e tutto, io ho vinto la prima gara, per il prossimo anno posso assolutamente fare bene con l'Androni. Voglio dominare l'Androni giocattoli. Ragazzi, siamo qua e stavolta non voglio rischiare. Però il Cume, diciamo, è senza borraccia, purtroppo. Stavolta i miei compagni hanno fatto abbastanza da cagare. Dai, Cume, non perdere il ritmo, Cume, non perdere il ritmo, Cume. I primi se ne stanno andando. E il Cume sembra abbastanza in difficoltà, purtroppo. Non è un gran Cume. Anche se è più 2 non è un gran Cume. Il Cume deve provare a scattare. Non ha altre alternative, deve scattare adesso. E cercare di riprendere i fuggitivi. È una salita impegnativa, signori. Una salita molto impegnativa. Il Cume non ce la fa. Il Cume non ce la fa. Siamo anche senza borrazzi. Qua la squadra ha fallito. Non ho una gran squadra e si è visto. Sul gruppo 2 ha perso un secondo, avevamo un minuto quasi dai primi. Total disaster. Borraccia, cerca di prendere la borraccia. Niente, la borraccia non può prenderla, vaffanculo. Ok, li abbiamo ripresi almeno, li abbiamo ripresi. Adesso riposiamoci come. Riposati. Le possibilità ci sono ancora le possibilità. Ho messo questa visuale così almeno vediamo un po' anche i paesaggi. Ma in volata sono sicuramente più scherzo. 2-1, proprio all'ultimo, signori, proprio all'ultimo. Mamma mia, siamo là tutto in volata, tutto in volata.
Tutto in volata, tutto in volata. Deve dare tutto il Cume. Deve dare tutto il Cume, non ce la farà mai perché la volata non è il forte del Cume a 62 in accelerazione, volata 55. Però ce la giochiamo almeno, ce la giochiamo un cazzo. Dai Cume, almeno per il quarto posto. Va a vincere sto stronzo. Dai, almeno quarti, almeno quarti. Niente da fare quinti. Va bene, dai, va bene. Poteva andare molto peggio, avevamo in volata avevamo Ponzi 74, adesso stiamo facendo anche troppo. Ragazzi, siamo in casa del Cume, giro del Veneto da Padova a Castelfranco Veneto, quindi proprio veramente vicino al Cume. E niente fiori, non siamo per niente in forma perché ho scelto di sacrificare tra virgolette il Giro del Veneto, anche se è una gara che ci tengo perché insomma è in casa mia, per poi fare il mese finale praticamente con tante anche classiche belle, anche dove ci sarà gente fortissima, ma che però se riesco a fare bei risultati mi possono dare tanti punti, allora diciamo ho sacrificato questa per avere una forma migliore nelle prossime. E dopo vi devo anche svelare chi ha vinto il Tour de France, anzi lo guardiamo insieme dopo questa gara. Ma boh, abbiamo visto la mappa della tappa e niente, ci ribecchiamo tra... Era proprio una impossibile fare qualcosa in questo giro, questa tappa qua del Veneto. Sono proprio distrutto, signori. Mi sono proprio staccato alla qua, mi sono staccato già qua. Addirittura avevo perso il peloton, come si suol dire. E niente, -1 di giornata, proprio one disaster. Il Cume proprio non c'è. A questo punto possiamo ottenere le energie. Proprio il Cume non ce l'ha fatta. Finiamo malissimo. Molto male, d'altronde proprio non ero in forma, lo so, però adesso io spero di far bene nelle prossime. Diciamo che queste 3 gare non sono andate proprio benissimo, però sono la preparazione per l'ultimo mese, perché se l'ultimo mese lo far bene, se no so cazzi, cioè se no veramente arrivo all'Androni giocattoli che di merda proprio. Siamo andati molto molto indietro qua, Mamma mia, 79esimi, crisi nera per il Cume. Crisi nera. E adesso fiori, vediamo chi ha vinto il Tour. Archivi. Il Tour de France l'ha vinto Chris Froome. Ok, quindi abbiamo Giro d'Italia al buon Vincenzone Nibali e Tour de France a Chris Froome. Grande Chris. Che lo vince dopo il 2013. Sì, dopo il 2013 torna a vincere Chris Froome. Molto bene. Va buon raga, è stato un saluto dal comandante veneziano, mi dispiace per prestazioni un po' sottotono, ma nel prossimo video, fioi, dobbiamo cominciare di nuovo a far punti e a fare risultati, perché sennò arriviamo all'Androni giocattoli con non proprio un biglietto da visita, perché siamo partiti bene, ma ci stiamo un po' faticando. Ciao!